my baby now. I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. Benvenuti al quinto appuntamento con The Best Sandwich, il primo contest per il miglior panino del Nord-Est. Siamo come ogni puntata nella sede di Pala Gourmet a Pordenone. Pala Gourmet, vi ricordiamo, è il centro esperienziale del gusto. Il format, come sempre, sono 32 i partecipanti, professionisti del settore. In ogni puntata conosciamo 4 concorrenti, quindi 8 gruppi in ogni puntata. I concorrenti si vedranno ad ogni turno presentando 2 panini, un panino tipico con ingredienti base indicati dalla giuria e un panino creativo con il solo limite del food cost inferiore ai 3,50 €. Vi presentiamo la giuria, sempre presente e puntuale, rappresentata da Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Pietro Luisio, panel leader di analisi sensoriale, Mariella Trimboli, giornalista enogastronomica, e il nostro chef Carlo Nappo. La scorsa puntata è stata vinta da Alessandro Scian, ma adesso andiamo a conoscere un altro vincitore, quello del contest nel contest, grazie all'intervento di Friuloves Banca. Chiamiamo qui vicino a me Marcus Marmer. Siamo arrivati alla quinta puntata e devo dire che per noi è sempre maggiore la soddisfazione rispetto alla partecipazione da parte del pubblico, anche da casa, che attraverso questa votazione virtuale sui social permette di ripescare e ripremiare i concorrenti che vanno nella gara. Panino creativo vincitore della settimana è? Il panino è il panino dello 0434 Caffè. Inviterei qui Mirko, che è in rappresentanza di Valentina. Complimenti, consegno la busta con i 50 € di premio. Ricordo che alla fine della qualificazione ci sarà poi la ripresa di tutti e 32 concorrenti, che potranno concorrere per un premio più consistente, 250 € di buoni spesa, che insomma sono una cosa in questi tempi per un contest social è una bella cifra. Il primo concorrente di oggi è Andrea Costalonga dell'osteria Dolce Sale di Porcia. Eccolo qua. Sono vecchio, ho 50 anni, lavoro nella mia osteria a Porcia, si chiama Dolce Sale, dove facciamo dei mangiari tipici e dei panini, dei crostini gourmet. Scusate, propongo a Andrea e a tutti i concorrenti di non dire sono vecchio a 50 anni. Esatto, perché altrimenti già la giuria È vero, è verissimo, è verissimo. Stavo proponendo 4 punti in meno già di partenza. È vero. Ho usato del prosciutto cotto, che lo abbinerò con la cipolla, che la abbinerò con un'emulsione che ho fatto io con una senape di Dijon a grani, del miele, del raffano e dell'olio. Mi piace l'idea che il resto degli ingredienti siano freddi e tiepida la cipolla. Cosa proponi in abbinamento per quanto riguarda il bere? Assolutamente una Ceres, buonissima. E se io ti chiedessi un vino? E un vino, mi piacerebbe tanto un merlottino di Venica. Proprio qualcosa per far Di esaltare le sensazioni, no? Sia quelle gustative ma anche quelle olfattive. Pensavo che rimanesse un po' caldina, invece si è raffreddata. Io avrei scaldato il pane. Ok. Secondo concorrente Renzo Fornasier del bar Al Capriccio di Lestance. Eccolo. Sono Fornasier Renzo del bar Al Capriccio di Lestance, di Sequals, un bar di paese dove cerchiamo di fare più festa possibile. Nel mio locale non è che
sono proprio un intenditore di vini né di... però ho pensato a una ribolla gialla, giusto, o un frizzantino, un prosecco, una ribolla gialla che adesso va anche di moda, diciamo, buttiamola sulla moda. Spero che non abbiano sentito i tuoi clienti che hanno detto non sono intenditori di vino. I miei clienti lo sanno, io glielo dico, non è un problema. Però io mi devo venire a mangiare un panino alle stanze, ci vengo o non ci vengo? Sì, può venire a qualsiasi ora. Dalle 6 di mattina alle anche 5 di mattina. Per mangiare il panino, certo, può fare anche quello. Sei molto simpatico, per cui credo che questo sia già un buon punto di partenza. Forse aiuta quello. È già un buon punto di partenza, sai, per stare dietro il banco di un bar. E quindi con un minimo di impegno io credo che tu possa renderti conto che il vino non è una cosa astrusa, è un vino si può imparare a berlo e a proporlo. Fai bene a non proporlo nel momento in cui non sei convinto, perché se no non proponi niente di buono. Quindi l'importante è essere convinto, l'importante è conoscerli e dopo li puoi proporre. Non è male, è buono, quindi vuol dire che le mani magari le sai muovere, comincia da qui per spingere un po' di più, no? Se devi fare questo lavoro, fallo, dai una ragione, fallo alla grande, perché questo lavoro ti impegna tutta la vita. E se lo fai per essere mediocre, cambia lavoro. Sono d'accordo, e in più aggiungo che in questo panino hai cercato di coniugare quasi tutti gli aspetti sensoriali, ivi compreso l'aspetto uditivo con la croccantezza che dai non soltanto col pane ma anche con i semi di zucca. Manca forse un po' di equilibrio, cioè ci vuole un po' di equilibrio per non far venire fuori ad esempio la pera in maniera così preponderantemente. Sono d'accordo, preponderante. Quello era pensavo poteva venire fuori questo problema. Terzo concorrente Alessandro Cattelan del birrificio Bradi Pongo di Colle Umberto. Vieni Alessandro. Beh, lavoro là praticamente da 4 anni, il locale è aperto da 5 anni e mezzo, io ho finito l'alberghiero e sono andato subito là a lavorare. Praticamente la passione per la cucina non è una cosa molto, come si può dire, facile da seguire. Grazie ai miei colleghi sono riuscito a riappassionarmi alla cucina, infatti siamo venuti qui proprio per mettere in gioco il locale, per uscire proprio dalla birra e abbiamo voluto provare anche a fare qualcosa di diverso. Il panino è molto semplice, non è pochi ingredienti che sono cotto, abbiamo messo un caramello alla birra salato, un po' di crème, il radicchio e il formaggio asino, insieme anche a un po' di pepe, sale e olio. Non mi ha convinto molto il caldo freddo, quindi sento il formaggio che è stato scaldato, quindi fuso, e poi c'è la rosa che invece è troppo fredda. Per quanto riguarda la rosa di Gorizia, la trovo oltre che fredda anche un po' invadente. Hai il caramello da farmi assaggiare? Perché io non l'ho sentito, non l'ho percepito, quindi volevo assaggiarlo, perché secondo me il caramello era quello che poteva, no, alla rosa di Gorizia dargli... Mi manca un cucchiaio. Non fa niente, io sono abituato a usare le mani, dai, tranquillo. Mettine di più. Il quarto concorrente è Luca Saccirotto di Pordenone, il suo locale è il posto di Follador. Vieni Luca. Buongiorno,
tipologia di locale in cui la parola d'ordine è la versatilità. Offriamo dal pane, la pizza, la gastronomia, la caffetteria, quindi pranzi veloci oppure un semplice tè. Questa è la nostra offerta. Gli ingredienti che abbiamo scelto sono il cotto, l'asin, il formaggio montasio, la cipolla rossa di Cavasso e più abbiamo inserito delle zucchine e del tarassaco marinato. Vado a inserire in forno il pane. Il tarassaco come l'hai marinato? È stato marinato è stato cotto in una marinatura di vino bianco, pepe nero e aceto di vino bianco. Succulento. Sul fatto che sia succulento non ci sono dubbi. Le zucchine è difficile lasciare quella croccantezza perché la zucchina passa subito, quindi non è croccante la zucchina, però non ci sta male, insomma. Trovo altrettanto buono il discorso del tarassaco, ci sta, dà quella nota di amarognolo e di acido, insomma, assieme, quindi per me ci sta. Ottimo equilibrio del panino. Sulla verdura sono d'accordo perché mantenere una croccantezza è difficile, però tutto sommato un panino equilibrato. Andiamo a scoprire la classifica dei panini tipici. Al quarto posto Andrea Costalonga, Osteria Dolce e Sale, 107 punti. Al terzo posto Alessandro Cattelan, Birrificio Bradipongo, 127 punti. Al secondo posto Renzo Fornasier, Bar Il Capriccio, 142 punti. Al primo posto Luca Saccilotto, Il Posto di Folador, con 164 punti. Partiamo con il primo concorrente, Andrea Costalonga, Osteria Dolce Sale di Porcia, che ci presenta il suo panino creativo, la regina sul pane, giusto? Sì, giusto. Prego, vieni Andrea. Scaldo il pane. Allora, questo panino è un panino delicato, è un panino che piace alle signore, è un panino molto leggero, fatto con la trota di San Daniele, fatto con dei mini capperi, poi c'è del Philadelphia aromatizzato con delle erbette, ho messo l'erba cipollina, ho messo il prezzemolo, il basilico, poi ci aggiungo del finocchio a crudo e poi dei pomodorini semisecchi. Un panino light. Sì, è light. Io volevo farlo sui piatti neri, che era carino da vedere, ma me li avevano già fregati quando sono arrivato. Questo panino qua mi sembra di mangiare più panini. Perché? Perché è un panino in cui ci sono dei sapori decisi,
che però fanno fatica ad amalgamarsi. Quindi quando arrivi al pomodorino ti spara il pomodorino e senti soltanto il pomodorino, così come quando poi arrivi alla trota e quindi ti esalta la trota. Quindi c'è un maggiore equilibrio che si dovrebbe ricercare tra questi ingredienti. È un buon panino, lo mangi e piace perché gli ingredienti sono buoni. Qua dobbiamo votare il panino per eccellenza, no? Il più buono del Friuli e del Nord-Est. E come equilibrio, quando azzanni il cappero senti tanto il cappero, quando azzanni il pomodoro senti il pomodoro. Quindi magari, non so, una crema di pomodoro, invece i capperi li lasciamo così, cioè va un po' più equilibrato sicuramente. Il secondo concorrente ci presenta il suo panino creativo, il Cuti Cuti Burger, Renzo Fornasier del bar al Capriccio di L'Estance. Vieni Renzo. Eccoci qua. Cuti Cuti perché è un hamburger di coniglio, che sarebbe più di, diciamo, quando ero piccolo mia nonna lo chiamava vieni a vedere i cuti cuti, allora da coniglio abbiamo preso così, che in pratica non sarebbe proprio solo un coniglio, cioè è una versione del cevapcici fatta con la carne di coniglio e un po' di 20% di maiale. Cos'è per te la creatività? È una cosa che di solito non ho. Questo è poco ma sicuro. È molto buono. Grazie. Secondo me è tanto forte come pane. Cioè nel pane? senso, no, il cuti, gusto, sì. l'hamburger è molto forte. Lo trovo buono, ha un profumo che ti viene voglia di mangiarlo. Manca un po' di succulenza, un po'. Il panino mi piacciono gli abbinamenti. Sono d'accordo che bisogna avere qualcosa in più per andare ad amalgamare bene il tutto e curare un po' di più anche il pane, perché effettivamente il pane è troppo rispetto al contenuto. Va bene. Il terzo panino creativo è quello proposto da Alessandro Cattelan del birrificio Bradi Pongo di Colle Umberto. Vieni Alessandro. Il pane come viene fatto? Ma è un semplice impasto di una focaccia con l'aggiunta di trebbie fornite da noi dopo la produzione. E come si fa una focaccia? Non lo so io come si fa una focaccia. Se me lo dici. Ha un'altra domanda? No. Allora non lo so. Bocciato. No, scherzo. Ho tanti anni ancora per imparare e devo imparare assolutamente. Bravo. Che birra abbiniamo? Con questo abbiniamo una birra rossa, posso permettermi quella con cui è stato marinato il roast beef, che è la Mafalda, è una Belgian Ale doppio malto con alta fermentazione di nostra produzione, tra l'altro una delle birre che ha vinto il secondo premio a Bruxelles per una gara di birre. Il roast beef l'hai condito? Prima, dopo praticamente niente, solo un po' di sale.
prima, nel senso nella cottura. Sì, chiaramente durante la marinatura. E tanto rispetto al panino tende a nascondere una serie di sapori, ma anche una serie di sensazioni olfattive. Se tu sposti un po' il cavolo, invece ti vengono fuori delle ottime note olfattive. E punta alle cose che sono per te importanti, che sono per te delle radici, che quelle non andranno mai via. La mamma, il papà, i sentimenti, come nella vita, sono cose che, anche se domani rimani da solo, ma senza di loro mai. Ecco, la cucina è anche questo. Se tu ti porti via le cose per te importanti e fai di questa cosa qui il tuo baluardo della cucina, allora arrivi al cuore, ok? Sono i particolari quello che fa la differenza nella vita, non le grandi cose. Le grandi cose vanno via, le piccole rimangono. Il quarto panino creativo è presentato da Luca Sacilotto Il Posto di Folador a Pordenone. Vieni Luca. Salve. Il fulcro del piatto, del panino, si orienta su questo pancettone, cioè la pancia di maiale leggermente sgrassata in alcuni punti dove è in eccesso, condita, sale e pepe, abbondante rosmarino, arrotolato e cotto in forno per 12 orette. Nel frattempo che si riscalda nuvola e che si crei una parte croccante esterna, che è quello che vogliamo, e internamente resta morbida, e andremo a farcirla con la crema di porcini. La crema di porcini, il pancettone, la misticanza e dei finferli spadellati con dello scalogno, un po' di burro, un po' di olio e bagnati con dell'aceto di vino bianco. Cos'è la creatività per te? Beh, la creatività è un po' l'insieme delle idee poi portate a frutto. Allora, mi preoccupava guardando questo pancettone cotto e poi il grasso raffreddato del pancettone cotto. Devo dire che questa preoccupazione me la sono trovata poi. Questo grasso cotto e raffreddato un minimo di fastidio in bocca me lo dà. Solo una cosa, la crema ai porcini, un po' meno parmigiano. Ah, ok. Perché è probabilmente il parmigiano che ti dà una nota di acidità in bocca immediata quando tu addenti, no? E dal punto di vista gustativo c'è questa grande acidità che senti in bocca. Dopodiché senti la parte del salato che ti viene fuori, per poi arrivare alla fine con una astringenza, cioè la bocca ti si asciuga. La classifica, allora partiamo dal quarto classificato. 126 i punti del panino creativo sommati alla valutazione del panino tipico, 107, 233 il totale. Andrea Costalunga dell'Osteria Dolce Sale di Porcia, il quarto classificato, diciamo. Terzo classificato, il punteggio del panino creativo è di 144, sommato alla valutazione del panino tipico è 127, 271 totale. Alessandro Cattelan del birrificio Bradipongo di Columberto. La sfida è quindi tra Renzo e Luca.
Allora darò il risultato del vincitore, poi dirò il punteggio del secondo. Allora, vince la quinta puntata grazie a un totale di 325 punti, 161 ai punti del panino creativo, 164 del panino tipico. Luca Sacilotto, il posto di Folla d'Or di Pordenone. 277 invece il punteggio di Renzo Fornasier, 142 del panino tipico più 135 del creativo, quindi già un ottimo punteggio anche per te. Complimenti. Fatevi votare su Facebook, sulla pagina di Friloves Banca, mi raccomando, per il vostro panino creativo. Ok ragazzi? Luca continua invece The Best Sandwich. Grazie alla giuria, Sergio Lucchetta, Pietro Luisio, Mariella Trimboli e Carlo Nappo. Ci vediamo sabato prossimo, sempre alle 13:45 con la prossima puntata di The Best Sandwich. Alla prossima, ciao. When I'm lying in my bed at night, I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right.